Così dunque anche nel riepilogo di quello che è poi contenuto nella manovra, ne abbiamo parlato con il Presidente Fedriga all'inizio, l'avete visto e sentito, adesso lo commenteremo insieme. Cominciamo da Maria Teresa Bassaporopat dei Cittadini, buonasera, bentrovata. Buonasera. Roberto Cosolini del Partito Democratico, buonasera. consigliere regionale, così come Antonio Lippolis della Lega. Buonasera a tutti. E Andrea Ussai del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Cosa si è segnato? Tanto quello è... Politiche del lavoro nella misura che caratterizzava i bilanci, anche precedenti. Ussai, per lei com'è? Il bilancio? Allora, noi intanto siamo soddisfatti perché in realtà sono state premiate anche le nostre proposte. Noi negli scorsi anni non è mai capitato di vedersi accolto tutte queste proposte, sia in quanto emendamenti che anche in ordine del giorno. Non è stato accolto solo quella proroga del Cioè vi hanno taglio. dato spazio, sì, diciamo. Assolutamente, cioè, c'è stata la possibilità di confrontarsi nel merito sulle proposte e diverse cose sono state accettate, non solo appunto la proroga e il taglio dei vitalizi degli ex consiglieri, ma c'è anche un eco bonus per l'acquisto delle moto elettriche. Abbiamo chiesto il ripristino dei fondi che erano stati tolti sulla legge antimafia che avevamo proposto noi nella scorsa legislatura e che era passata. C'erano 10.000 euro per sostenere anche le associazioni che si occupano di fare cultura della legalità, penso a Libera, penso ad altre associazioni. Non c'era la possibilità di accedere a questi fondi, abbiamo segnalato il problema, abbiamo segnalato il fatto che venivano tolti i 10.000 euro che erano stati stanziati e mai utilizzati. Siamo riusciti in qualche maniera a ripristinare il fondo e a mettere un regolamento, una norma transitoria per consentire a questa associazione di accedere. Cosa l'ha colpita come mille altre proposte di questa chiacchierata con il Presidente Fedriga? Io volevo concludere il discorso sulla finanziaria, per cui da una parte, ci torniamo, da una parte c'è stata maggior dialogo rispetto alla maggioranza precedente e anche la possibilità di aversi accolto con diversi impegni. Adesso mi dà l'assist, questo è frutto del governo romano, no? Perché Presidente o no? Direi proprio di cioè sì. vi ascoltano, vi danno spazio perché a Roma siete alleati. Di questo... Però noi abbiamo cercato di ragionare nel merito anche con quelli che c'erano di prima e ci hanno sempre sbattuto la porta in faccia. Avete semplificato anche le sedie da quella parte rispetto all'ultima volta che ero qua. Perché chi c'era? C'era sempre uno di Forza Italia, adesso avete in mezzo, ce l'abbiamo eliminato perché così. Dall'altra parte devo dire, noi ci siamo astenuti sulla collegata, ma abbiamo votato contro alla manovra di bilancio e alla manovra di stabilità perché nonostante i 319 milioni di debito in più, gli investimenti, secondo me, non si vede una linea strategica. Ad esempio, quello che abbiamo criticato aspramente noi sono i tagli per quanto riguarda l'edilizia, la casa e in particolar modo l'efficientamento energetico. Cioè, allora, la famosa legge Lenna che dava la possibilità di avere lo sconto del 50% sui lavori di ristrutturazione, cambio caldaia adesso quel fondo ha zero in bilancio. Ci sono i bonus nazionali però su quello, sì, no? Quello lì sì, ci sono gli sgravi fiscali, però c'era una normativa regionale, c'era una gradatoria che non si è voluto prorogare. Ci sono decine e decine di milioni di investimenti che purtroppo... Allora, cosa si è segnato di questa lunga chiacchierata con Massimiliano Fedriga? Ma due cose le segnaliamo noi, poi arriveremo anche magari alla Ferriera, quel riferimento che viene fatto ancora, ne discutiamo dopo. Diceva adesso, con Cosolini discutevamo della questione del patto finanziario, c'è anche il nome delle nuove province. Provincia speciale. Allora, province speciali. Allora, noi abbiamo votato tra l'altro la legge che mette la parola fine all'esperienza UTI togliendo l'obbligatorietà, le penalizzazioni, però al momento dalla legge che abbiamo votato pochi giorni fa non si vede una prospettiva di cosa ci sarà. C'è una trattativa con i comuni per accedere a dei fondi che a noi tra l'altro non piace molto perché si chiede al comune di avere dei progetti di area vasta che il comune evidentemente non è il suo compito questo. Si sono date delle linee da parte della regione e c'è poi la regione che decide se finanziarti o no i progetti. Abbiamo visto anche l'altra volta con un grosso accento per quanto riguarda la sicurezza, soprattutto le telecamere, però diciamo che non si vedono progetti di grande respiro e di area vasta, che era l'intento anche dei finanziamenti che erano dati prima.
Dopodiché io penso che sia un fallimento se torniamo alle vecchie province, che non perché non abbiano operato bene, qui c'è anche la dottoressa Bassaporova, ma perché secondo noi bisogna andare avanti, non bisogna guardare indietro, bisogna capire, non è un ritorno indietro, esercitare la specialità che abbiamo come professionista Giulia in tema di enti locali e vedere come andare verso il futuro, facendo sì che ci sia una programmazione della vasta e mettendo insieme. Non mi ha detto cosa l'ha colpita l'intervista, poi ci torniamo, Presidente. Lo scrivevano adesso anche via SMS, no? Della quota 100, quindi la penalizzazione. Qui stesso Federica si arrabbiò, non è una penalizzazione, ma è normale perché con l'uscita anticipata era l'adeguamento al contributivo. Però di fatto insomma è vero che molte persone ci stanno pensando, no? Se resiste magari con 4-5 anni oppure... È interessante anche un altro messaggio. Andare con un 20% in meno. Che era arrivato, perché bisogna partire anche, capire da dove partivamo. Cioè partivamo dalla promessa del governo precedente, perché in realtà quelli che sono i trattati, il trattato di Maastricht parla di un rapporto del 3% rapporto deficit-PIL, no? Per cui se si supera il 3 uno doveva andare in infrazione. Noi rischiavamo di andare in infrazione perché il governo precedente aveva promesso per il 2019 lo 0,8, dopodiché l'Unione Europea diceva puoi arrivare fino all'1,6%, e quindi noi partivamo da una trattativa con l'Europa dove noi avevamo detto no, noi non vogliamo svantaggiati per quel colpa di chi c'era prima. Perché siamo arrivati lì con le promesse dell'allora governo italiano che diceva 1,6. Anche per Dopodiché partivamo anche, come scrivevano anche le persone da casa, dalla clausola salvaguardia e col rischio dell'aumento dell'IVA, per cui la prima cosa che abbiamo dovuto fare è disinnescare l'aumento dell'IVA con 12,4 miliardi. E quindi capiamo che questa è l'eredità che ci hanno lasciato quelli che venivano prima. Noi abbiamo detto vogliamo fare una manovra espansiva, una manovra che rilanci i consumi, che rilanci gli investimenti, che dia risposta alla società. Prima giustamente Lippolis parlava dei gilet gialli. Dal mio punto di vista, quello che ho richiamato anche nella manovra regionale, ci sono due grandi emergenze. Una è l'emergenza sociale di stabilità sociale e dall'altra è l'emergenza ambientale a cui bisogna dare risposta. Questa manovra cerca di dare risposta alle famiglie in difficoltà, agli imprenditori che sono vessati da tasse, da una burocrazia eccessiva, e finalmente consente anche alle persone con una certa flessibilità per andare in pensione. Sì, non hanno preso imprenditori già in queste ore. Convinti. Non sembrano tanto convinti gli imprenditori. Forse i piccoli imprenditori. Questa manovra aiuta i piccoli imprenditori. Questo è Luigi Di Maio oggi su Instagram, che ha pubblicato questo foglietto che è un riepilogo secondo lui di che cosa c'è nella legge di bilancio. Poi vi chiedevo della legge di bilancio regionale, siamo arrivati a quella nazionale, perché capisco che oggi tira forse di più e affascina, ma torniamo comunque su tutte e due dopo la pubblicità. Nessun aumento dell'IVA fatto, dice Di Maio. Aumento di pensioni minime fatto, reddito di cittadinanza fatto, quota 100 per superare la Fornero fatto, aumento della pensione invalidi fatto, taglio delle pensioni d'oro fatto, taglio dei fondi all'editoria fatto, esclusione Bolkestein fatto, taglio di $0,5 miliardo alle spese militari fatto, taglio del 30% dei premi INAIL per le aziende fatto, questa è una cosa che piace comunque alle aziende, 10,5 miliardi per il dissesto idrogeologico fatto, 1,5 miliardi di euro per i truffati alle banche fatto, cioè tu fai l'elenco di quello che dice Di Maio. È chiaro che si può fare la manovra. È chiaro che per ogni misura è solo l'inizio, quindi ogni misura viene presa chiaramente e può essere criticata perché non copre tutti quelli che dovrebbero essere in qualche maniera garantiti, ma gli inizi sono sempre importanti. Allora, un minuto di pubblicità e poi vi faccio vedere, tornando alla manovra invece regionale, cosa dice il segretario Sciauli. Manovra da quota 100, reddito di cittadinanza con in agguato del 2020 l'alien delle clausole di salvaguardia, come ci salveremo, che poi è diventato appunto questo il tema delle ultime 24 ore, dopo averne discusso varie volte in questi mesi. Un minuto e poi il segretario regionale Sciauli che attacca la manovra invece di Massimiliano Federica, tra poco. La costruzione di questa governance e tutta una serie di cose fanno il titolo di questa più gli investimenti in sanità, le dice, no? Quelli previsti. Cioè. È così? Il titolo è più legato alla sanità che al resto. Condivido in parte, nel senso che sicuramente c'è stata un'inversione di tendenza per quanto riguarda la sanità, non tanto sulla spesa corrente che è in aumento costante negli ultimi anni, e questa è la cosa preoccupante. Volevo citare l'ex presidente uscente, ha detto che nel corso della legislatura era aumentato del 4% il costo della sanità.
Riccardi dice che negli ultimi anni è aumentato addirittura del 10%, e parlando di qualcosa che si aggirava sui 2 miliardi e 300, adesso siamo a circa 3 miliardi, cioè parliamo di cifre importanti, no? Anche se parlassimo solo del 4%, sono cifre importanti. Riccardi dice addirittura del 10% negli ultimi anni, rischiando di far sì che la regione si trasformi in una grande azienda sanitaria, perché molto dei soldi vanno lì. Nella direzione appunto nella direzione salute e sociale, addirittura dall'altro anno rispetto al finanziamento iniziale abbiamo più 350 milioni al finanziamento iniziale. L'inversione di tendenza non è solo sulla spesa corrente, ma è soprattutto sugli investimenti in sanità, che sono mancati negli scorsi anni. L'ho ricordato più volte anche alla Corte dei Conti. Qui si va con uno stanziamento di 75 milioni in 3 anni, e per il prossimo anno si parla di 45 milioni. Fanno investimenti in sanità. Questa posta è sicuramente importante. Dopodiché io condivido in realtà una parte del discorso che aveva fatto anche Sciauri, perché dal mio punto di vista mancano gli investimenti strategici. Ho capito che si danno per gli asili, si dà il trasporto gratuito, che chiedevamo anche noi, il trasporto gratuito per gli studenti, per cui siamo contenti che si è fatto un fondo per i soci prestatori delle cooperative, anche questo lo chiedevamo noi. Però gli investimenti strategici per rilanciare la regione, e uno dei comparti principali potrebbe essere l'edilizia, efficientamento energetico, questo manca. Secondo me, oltre agli investimenti in sanità, questa finanziaria sarà ricordata per l'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa, fatta dalla Sora Rosolén, che è il vero cambiamento e la vera cosa in più che è stata fatta, secondo me, e vedremo le potenzialità di cosa questa... fa? Cosa c'è? Mette insieme... Prego, lascio... premetto che questo è il primo mese che sono in regione, e per studiare un bilancio servirebbe veramente un corso di mesi, e quindi sto appena imparando. Voglio dire, mettere insieme l'Agenzia del Lavoro con in qualche maniera con non mi viene il termine adesso, praticamente con la non mi viene. Le lascio Vedi che c'è una collaborazione totale ormai, è un clima bellissimo. Cosa dice? Sono alleati. No. Vabbè. Vede. Allora, adesso di questo ha citato adesso. Sì. Se lo legga. Le attività produttive. Ci sono arrivato alle attività produttive. Non mi veniva il termine tecnico. Insomma, si tratta di fare fare una regia che dialoghi di più con le imprese, che parli anche di investimenti strategici, cioè è una prospettiva molto interessante per quanto riguarda appunto... Cioè lei dice che questa potrebbe essere una svolta? Questa potrebbe essere, è una delle poche idee innovative che c'era in questa finanziaria. Prepara l'incontro tra impresa e mondo del lavoro? Qualcosa si è fatto, probabilmente in questi anni l'ex assessore regionale Cosolini ha anche più un po' la situazione di come è evoluta negli anni. Anche adesso, grazie alla misura di inclusione attiva, si è cercato di lavorare di più e di modificare i centri di impiego, intanto rendendo dipendenti stabili quelli che lì ci lavorano. Però lì adesso torna al comune, no? Ai servizi sociali, l'erogazione, ecco, no? il mia bis, chiamiamolo, quello fatto adesso di questa giunta sarà di competenza dei servizi sociali. È meglio o peggio? No, meglio, perché almeno si salta, diciamo, il fatto di gestirlo in due, che dava problemi burocratici. Quell'imbuto dell'INPS, esatto. No? Come viene definito. Esatto. Drammatico. Siete d'accordo su questo? Una buona decisione il fatto che in attesa che poi arrivi di cui no, qui non parliamo di posti puntali. Ok, sono quelle cifre di cui parlavamo l'altra volta, però no? Noi l'abbiamo definito in aula come il sindaco col cappello in mano che viene a chiedere alla regione il finanziamento dei propri progetti, nel senso che prima c'era quasi un automatismo sulle proposte però di area vasta che venivano fatte. Non sempre purtroppo erano di area vasta, perché se poi guardiamo anche quei progetti presentati nella scorsa legislatura non era sempre così, però c'era quasi un automatismo. Adesso c'è la regione che dà c'è la concertazione, c'è la regione che dà delle linee su cui
consente di spendere questi soldi, i comuni presentano dei progetti e dopo la regione accetta o meno i progetti che vengono presentati. Sono quelli che ho portato l'ultima volta che Zanin mi ha rubato il foglio di mano, perché voleva consultarli. No, dico, io condivido, cioè la mia preoccupazione, infatti noi l'abbiamo criticato aspramente la manovra su questa cosa qua, secondo noi devono esserci degli investimenti, al di là del finanziare investimenti in sanità, che è sacrosanto ed è un cambiamento di strada apprezzabile, andavano fatti degli investimenti strategici, proprio per rilanciare in qualche modo l'economia. La casa, l'edilizia, oggi ero tra l'altro alla presentazione del bilancio sociale dell'Ater, io domani mattina Ius è ospite, ho chiesto anche alcuni chiarimenti rispetto a quello che ci ha detto l'assessore. L'assessore ci ha riferito in aula quando abbiamo discusso e ci hanno bocciato gli investimenti che noi avevamo proposto per rifinanziare anche le Ater. Ci avevano detto che le Ater hanno difficoltà di spesa e quindi in realtà negli scorsi anni sono stati dati vari contributi, ma in realtà non riescono a spenderli. Esatto, questo qua è quello che ci ha detto l'assessore. Dopodiché oggi ho chiesto conferma anche a Ius. Lui ha detto in realtà che loro avrebbero bisogno di ulteriori contributi, tra l'altro si trascina, ho chiesto anche questo chiarimento oggi, l'annoso problema delle case vuote che avrebbero bisogno di essere messe a posto a norma, e che purtroppo sono lì ferme e nessuno li utilizza. Ci sono 1630 appartamenti a Trieste sfitti, 1630. Allora, se c'è questo problema, finanziamo le Ater per rilanciare e dare case ai nostri cittadini. Se c'è il problema dell'inquinamento, delle bollette che costano di più le famiglie, aiutiamo i cittadini a rendere più efficienti. È nato qui questa proposta, se la ricordano, mi sembra che non sia stata recepita. Ne ho parlato più volte. Da una parte ci sono stati bocciati gli emendamenti, poi quando uno va a vedere gli ordini del giorno presentati dalla maggioranza, ce ne sono un paio che ricalcano i nostri emendamenti e che dicono vedete nella prossima manovra di finanziare le Ater per garantire alloggi ai nostri cittadini. Vedete di garantire finanziamenti per l'efficientamento energetico, cosa che non è stata fatta in finanziaria e si è fatta una raccomandazione, un impegno per la prossima manovra. A noi sarebbe piaciuto vedere da subito, anche per il fatto che si è deciso di fare un debito che non è eccessivo, però che insomma è la cosa più significativa anche di questa manovra, perché partivamo da 10 anni di riduzione del debito, qua si aumenta il debito, ci aspettavamo... Allora vede che poi troviamo delle cose che non vanno fatto passare, degli emendamenti che no... No, ma infatti, ma per questo poi alla fine... Non siete così contenti contro la manovra, perché speravamo qualcosa di più. Ius questa mattina proprio mi ha detto che il problema è che una volta l'Ater era proprietaria di interi stabili ed era più facile fare la ristrutturazione dell'intero stabile, adesso hanno venduto molti stabili, per cui non è sempre possibile ristrutturare tutto perché ci sono alcuni appartamenti di proprietà e quindi questa manovra è un po' difficile. Questo è un problema burocratico, dall'altra parte c'è la mancanza di finanziamenti, mi diceva, per cui... Ho capito, ma io credo che non sia impossibile mettere a posto l'impianto elettrico, il riscaldamento e i saramenti e mettere sul mercato una parte. Se gli dai le risorse per farlo. No, il problema è che loro spendono troppo perché spendono troppo. Se tu guardi la media di ristrutturazione per ogni appartamento, è una cifra spaventosa di 30-40 mila euro ad alloggio. E dopo succede magari quando li consegnano, non riescono a consegnarli perché è chiaro che se la regione dà all'Ater 10 milioni di euro ogni 2 anni, questo è grave, nel senso Lipoli, scusi, cioè se io vado a risparmiare qua, perché sono, direi, certa che insomma questa trattativa si farà, ecco. Ussai, voi cosa dite? Cosa sta cercando? Guardavo alcune cose simpatiche che dopo magari ne parliamo. Cioè? Vabbè, dopo me lo dice. Ferriera, mi dice questa cosa della Ferriera? Noi sulla Ferriera ribadisco quello che abbiamo mandato anche un messaggio durante la trasmissione. Negli scorsi anni io ho presentato nella scorsa legislatura 3 mozioni sulla Ferriera, tutte per chiedere che si intervenga per quanto riguarda l'inquinamento, la prima cercando di fare un processo di vera riconversione dell'impianto e non di semplice prosecuzione dell'attività siderurgica, la prima mozione, la seconda in cui chiedevamo la chiusura dell'era caldo rispetto anche agli impegni che erano stati presi, perché il Partito Democratico aveva fatto una scelta, aveva detto io voglio cercare di conciliare ambiente e l'industria, l'impianto siderurgico, con dei lavori che la nuova proprietà avrebbe fatto
si erano presi l'impegno di dire non solo rientro nei limiti, ma addirittura la qualità della vita, l'impatto di quello stabilimento sarà ottimale, quindi non ci sarà più un problema. Visto le numerose segnalazioni che continuano a fare i cittadini anche adesso su varie tematiche, dagli odori ai rumori alle polveri, evidentemente quello stabilimento finalmente, credo l'hanno capito tutti, che non è compatibile con l'abitato, e noi avevamo fatto una delle ultime mozioni proprio subito dopo la sottoscrizione di quelli che sono la concretizzazione dei decreti attuativi per il Porto Franco internazionale. Il titolo della nostra mozione era Nuovo piano industriale per la Ferriera di Trieste, per concentrare per l'area della Ferriera, per fare lì portualità, logistica e trasformazione, perché con la trasformazione si possono garantire anche posti di lavoro. L'avevo messo lì anche sulle parole di Zeno D'Agostino, che sulle parole dell'assessore, del ministro, del presidente cinese che parlava della via della seta, siamo stati inascoltati. Ma io ogni volta che vedo anche gli operai dico finalmente chiedete la revisione dell'accordo di programma anche voi adesso. Noi lo chiedevamo ormai da più di un anno, lo chiedevamo, perché si sapeva che quelli non erano posti di lavoro stabili, perché il piano industriale di Arvedi, quando l'ha presentato, era scaduto nel 2016, era 2014, 2015, 2016, dopodiché non abbiamo mai più visto un piano industriale, che significa che non aveva prospettiva. Questo l'hanno chiesto infatti l'altra sera agli operai, si ricorda? Sì, l'hanno chiesto, noi l'abbiamo chiesto più di un anno fa, a luglio, l'ultima mia mozione era depositata a luglio del 2017. Bene, ci dice Federica di fatto che queste possibili trattative, questi investimenti da parte dei cinesi proseguono. Assolutamente, perché noi ribadiamo che la piattaforma logistica ha bisogno dell'area caldo, perell'area lì ci deve andare una stazione ferroviaria, ci deve andare dell'area della piattaforma logistica e deve entrare anche lì, per cui c'è bisogno di quell'area proprio per far sviluppare il porto su cui è nata Trieste e che potrà rilanciare anche l'occupazione, per cui è una cosa che si sapeva e bisognava per tempo, secondo me, preso atto del fallimento del tentativo di conciliare lo stabilimento siderurgico con l'abitato, bisognava, anche perché la chiusura non è immediata, certo, per cui va programmata. Cosa dice Cosolini? Anche per salvaguardare i posti di lavoro, soprattutto anche per salvaguardare i posti di lavoro. Però qua si ricorda, Salvaneschi quella sera ha detto allora sono 600 persone quasi, non è che si diventa tutta area logistica, area logistica, 500 però lo sa che sono più di 500, circa 500, sì. 510, 15, non vado a memoria. Qui Salvaneschi ha detto non è che se qua gli altri stanno discutendo sopra la nostra testa di fare tutta una zona logistica, Zeno D'Agostino e Mario Sommariva i numeri non sono quelli poi dei dipendenti. Stanno dando disponibilità compatibilmente con l'aumento dei traffici già da molti mesi a tutte le conferenze che sono andato a seguire sul tema a cercare di risolvere il problema occupazionale. C'è il governo nazionale che può dare una mano, c'è la regione che ha compito di formazione. Sì, non con reddito di cittadinanza, ecco, questo ma non con reddito di cittadinanza, cioè, con il reddito di cittadinanza deve servire per il reinserimento lavorativo, non per tenere le persone a casa, e quindi noi speriamo che quelle persone possano essere formate e reinserite nel più breve tempo possibile. Sì, ma appunto, ma che non significa però nel momento in cui cambia diventa tutta area logistica, stiamo parlando di anni e anni, non è una cosa che succede in immediato. Quando la Ferriera è stata acquisita aveva passarli sotto reddito di cittadinanza perché poi trovi un altro lavoro. 410 dipendenti. Io quando ho fatto il sopralluogo nel laminatoio mi hanno detto che a regime doveva avere 350 dipendenti solo nel laminatoio a regime. Quando è stata acquisita la Ferriera ne aveva 410, poi è aumentato, è arrivato poco sopra i 500. E cioè, se noi lasciamo il laminatoio che inquina meno rispetto all'area caldo e facciamo partire un processo di riconversione, bonifica, lì secondo me non immediatamente ma nell'arco di qualche anno riusciamo a risolvere tutto il... Sai, io ho avuto più a che fare con Menis e Patuanelli all'epoca. Tu l'hai avuto in politica. Ai 5 Stelle avevo chiamato in audizione, se ricordi, ai 5 Stelle di coerenza, chiarezza su questa cosa. Però il centrodestra qualche rispostina dovrebbe darla. Allora comincio a dire
non si doveva chiudere la Ferriera in 100 giorni, non l'ha mai promesso Di Piazza di chiudere la Ferriera. Questo lei lo riconosco, ha promesso, quella sera lui disse in 100 giorni faccio però questo. ha promesso atti determinanti tesi ad arrivare all'obiettivo della chiusura. Allora, prendiamo quei primi 100 giorni. Ricordo alcuni atti in assoluta continuità con l'amministrazione precedente. Ne ricordo uno, la nomina di un consulente dell'amministrazione, persona che stimo e la cui chiamata evidentemente... sarebbe stato un suo eventuale assessore. No? Allora, qual è il bilancio delle attività di quel consulente a supporto dell'amministrazione per arrivare all'obiettivo della chiusura e della riconversione della Ferriera? È possibile conoscerlo o non è possibile conoscerlo? Seconda cosa, abbiamo sentito annunciare dal sindaco con grandissimo clamore una volta che si è rivolto a uno studio legale non meglio precisato, se non sbaglio Veneto, il quale doveva fornire un supporto formidabile all'amministrazione per poter agire nei confronti di Arvedi. Qual è il risultato dell'incarico dato a questo studio, se c'è mai stato un incarico a questo studio? No. Allora, voglio dire, questo è stato un tema cavalcato sicuramente con successo in diverse campagne elettorali. A distanza di 2 anni e mezzo dalle elezioni della città, non vede una cosa che si sono giocate anche su questo tema. Allora, Ussai, cosa ha sottolineato? Qui io ho sottolineato nell'ambito del sito inquinato di interesse nazionale di Trieste si proseguirà l'attuazione dell'accordo di programma già stipulato. Cioè, questa cosa di proseguire l'attività già fatta, nel precedente documento di economia e finanza c'era su 4 capitoli, adesso c'è su 4 paragrafi, adesso c'è un unico paragrafo comprensivo di tutto con la frase si prosegue l'accordo di programma. Io ricordo gli impegni della campagna elettorale era quella non di proseguire l'accordo di programma, ma di modificare l'accordo di programma, di modificare l'AIA, di rivedere l'AIA. Addirittura Roberti aveva quando era vice sindaco era di annullare l'AIA in quanto illegittima. La regione annulli l'AIA. Allora, ci sono anche atti un po' più forti, io condivido, ma io l'ho già detto anche. Cosa potrebbe fare secondo lei? Cosa potrebbe fare? Allora, c'è un discorso sul rumore, dove c'è una diffida e dove c'è di minimo, di base, l'AIA prevedeva dopo il primo anno la revisione della polverosità, mettendo dei parametri più restrittivi, cosa che non è stata fatta perché l'anno successivo la regione ha dovuto fare una diffida perché non rispettava neanche quei parametri lì, per cui nell'ottica del miglioramento della qualità della performance dell'impianto e quindi della riduzione delle emissioni non sono riusciti a ridurre i parametri previsti all'AIA, ma lo dovevano fare. Adesso, a una mia interrogazione, l'assessore mi ha detto sì, rivedremo un po' al ribasso la polverosità. Non l'hanno ancora fatto, ma questo era di minima, era già scritta nell'AIA. E la diffida dell'altro giorno al Ministero dell'Ambiente per i parchi dovevano, per quanto minerari, riguarda, sperando di arrivare alla sospensione dell'AIA. Per quanto riguarda la rumorosità, non hanno mai rispettato i limiti di rumorosità. Ora, approvato il piano acustico per la diffida e così vi rispondono. Non hanno mai rispettato i limiti imposti dalla legge né con i lavori urgenti né con i lavori differiti. Adesso arriviamo a fine mese dove avevano completare gli ultimi lavori di insonorizzazione entro fine mese. Dal 1° gennaio, cioè loro dovrebbero dire se questo impianto che reca danno biologico ai cittadini non può più andare, devo rivedere l'AIA per dire devo bloccare quello che sta arrecando danno ai cittadini, cioè o con le buone o con le cattive, in qualche maniera bisogna dire all'imprenditore che non può fare quello che vuole e se in questo momento fa troppo rumore, diciamo. L'AIA può essere rivista, può essere addirittura anche sospesa, può essere ritirata a seconda se ripetutamente le prescrizioni non vengono rispettate, posso attuare queste secondo lei adesso non dovrebbero almeno rivedere l'AIA? No, adesso come adesso ha ragione Cosollini e io l'ho già detto anche nell'intervista a Tele4, loro stanno aspettando che arrivino i cinesi che tolgano la patata bollente e che quindi in qualche maniera non devono fare nessun atto per cui rischiano magari la denuncia perché hanno attaccato l'imprenditore. Questo è impietoso però l'Ipolis, no? Per così, la politica non dico che se ne leva le mani, però aspetta che i fattori macroeconomici risolvono la questione e nonostante le promesse non fanno un passo in più rispetto a quello che è stato fatto precedentemente. Io credo che per